Oggi nella Marca l'operazione su base volontaria per tracciare quanto più possibile il virus e le varianti. Partenza all'ex Maber, presto negli altri centri, contatti con le categorie economiche per testare i dipendenti e poi sagre e feste musicali. Delitto di Moriago, domani l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol trucidata da Fabrizio Biscaro, l'uomo considerato socialmente pericoloso dal GIP che ne ha convalidato il fermo. A certi livelli bisogna cominciare a pensare a interventi più intensi e forti, così ieri sera Zaia a Ring sul caso Moriago chiedendo che il sistema cambi e rigetta le polemiche del Partito Democratico. Non solo l'enorme mole di lavoro per l'emergenza Covid, in un anno e mezzo la protezione civile ha dovuto gestire 15 stati di crisi tra maltempo, neve e incendi boschivi. Oggi il bilancio dell'assessore Bottacini. Un cervo a passeggio all'alba per il centro di Treviso. Il video virale sui social per gli esperti è uno degli effetti del lockdown. L'animale scortato in aperta campagna dalla polizia. Piano caldo 2021 a Treviso, dal 12 luglio sarà aperto il centro anziani di via Castello d'Amore per gli over 65, possibilità di trasporto gratuito. L'assemblea del Consorzio Prosecco Superiore da oggi pomeriggio a Pieve di Soligo, un unico ordine del giorno, elezione del nuovo consiglio di amministrazione che si sta rivelando una vera e propria resa dei conti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Dunque l'operazione tamponi, quella annunciata dal governatore Zaia qualche giorno fa nella Marca è partita da oggi. L'ULSS 2 è partita dalla ex Maber di Villorba, ma presto i tamponi a raffica verranno fatti anche negli altri centri vaccinali e non solo, sono su base volontaria. L'obiettivo è tracciare quanto più possibile il virus e soprattutto le varianti. Abbiamo sentito anche nel telegiornale di Treviso le novità del focolaio a Isola Verde nel Chioggiotto e poi della 49enne in terapia intensiva a Padova. A Treviso situazione sotto controllo, sapete quel focolaio ormai sotto controllo a appunto Ormelle, ma bisogna stanare le varianti. È partita, oggi abbiamo fatto un test, siamo andati all'hub di Villorba, quello che fa il maggior numero di vaccinazioni, 4.000-4.500 al giorno. Abbiamo iniziato a fare i tamponi su base volontaria, chiedendo alle persone a chi andava a fare la prima dose. Devo dire abbiamo avuto una buona aderenza, nel senso che tanta gente ha accettato di fare il tampone. L'obiettivo per l'ULSS 2 è quello di arrivare a fare almeno 5.300 tamponi al giorno. Oggi è andata così. Ora il direttore generale sta pensando di allargare questa iniziativa a tutti i centri vaccinali. Questo è un modo per fare prevenzione, come diceva il Presidente Zaia, cioè il fatto stesso di fare tanti tamponi preserva noi e tutta la comunità dal fatto che ovviamente la variante Delta, cioè l'indiana, giri e crei dei danni. Dobbiamo evitare di avere micro aree dove sono possibili le zone rosse. Insomma, la parola d'ordine è fare tamponi. Ovunque, aveva detto il presidente Zaia, anche in piazza. L'importante è continuare a sequenziare il virus. A Treviso, ha spiegato Benazzi, stanno arrivando le macchine sia in microbiologia sia in anatomia patologica. Questo permetterà di fare il pre-sequenziamento per poi mandarlo all'istituto zooprofilattico. Ma già questa prima fase ci permetterà, ha detto, in tempi rapidi di sapere la variante. Noi abbiamo già preso dei contatti con associazioni industriali, oggi sentirò anche i coltivatori diretti e le altre associazioni per chiedere loro se sono disponibili al fatto che noi andiamo a fare i tamponi ai loro collaboratori. Non solo, ma saranno battuti a tappeto feste sagre per cercare di arginare eventuali focolai come quella della variante Delta ad Ormelle, ormai sotto controllo. Contemporaneamente dove ci sono feste, dico l'Home Fest per dirne una che è conosciuta a Treviso, ecco in questo caso chiederemo ovviamente a chi dirige questo Home Fest di poter metterci là col nostro camperino e fare tamponi su base volontaria. C'è chi pensa però che le varianti siano frutto, portino soprattutto a psicosi più che a reale pericolo. Allora il dibattito è aperto anche in queste ore. Vi chiediamo nel sondaggio lanciato già nel telegiornale del Veneto, Covid e Delta, le varianti sono un falso problema? Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691, se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita. Non preoccupatevi se sentite il numero occupato, perché la vostra decisione, la vostra scelta viene comunque registrata nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni. Il risultato come sempre questa sera a Ring. Adesso invece parliamo del delitto di Moriago, l'omicidio di Moriago della Battaglia, perché domani un altro passo importante sul fronte delle indagini, l'esame autoptico sul corpo della povera Elisa.
Verrà eseguita domani alle 10 al Cafoncello di Treviso l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol, la giovane barista 35enne di Pieve di Soligo, massacrata con almeno 20 coltellate mercoledì scorso a Moriago della Battaglia mentre stava prendendo il sole lungo il Piave. L'esame autoptico sarà eseguito dal dottor Alberto Furlanetto, a cui stamane è stato conferito l'incarico. Dall'esito potrebbero arrivare ulteriori risposte all'efferato omicidio per il quale si trova in prigione Fabrizio Biscaro, che già entro questa settimana potrebbe essere sottoposto a perizia psichiatrica. E arrivano le motivazioni che hanno portato il GIP Marco Biaggetti a confermare il carcere per il 34enne, socialmente pericoloso, e quindi esiste il rischio che possa reiterare il reato. Intanto si attende nelle prossime ore che venga nominato un perito che dovrà analizzare il computer e il cellulare dell'uomo accusato del delitto. Dai dispositivi tecnologici infatti potrebbero emergere nuovi elementi, chiarire soprattutto se tra Biscaro e la vittima ci sia stato un qualche tipo di contatto attraverso i social. Nel frattempo, dopo l'autopsia, potrebbe arrivare dal magistrato il nulla osta per i funerali, l'ultimo saluto che amici e familiari daranno alla loro Elisa. Come giunta, come amministrazione abbiamo condiviso l'idea di proclamare per il giorno del funerale il lutto cittadino. È una scelta che ha trovato anche l'approvazione da parte della famiglia e credo sia un gesto di vicinanza che appunto la comunità di Pieve di Soligo intende manifestare alla famiglia Campeol e ad Elisa. È una vicenda quella del terribile delitto di Moriago della Battaglia che ha acceso il dibattito e ha acceso anche forti polemiche in questi giorni. Ieri sera a Ring il governatore Zaia, nella sua lunga intervista con il vice direttore Ferdinando Varino, si è soffermato anche su questa vicenda, su questo caso e anche sul dibattito e le polemiche attorno ai servizi per la sanità mentale. Per Zaia diventa necessario cambiare una parte del sistema. Sentiamo. Diciamolo fino in fondo che a certi livelli bisogna cominciare a ipotizzare che ci vogliono cure più intensive. Luca Zaia non usa troppi giri di parole, il sistema fa capire deve cambiare e puntualizza subito, a scanso di equivoci. Non si parla di riaprire certe strutture che la storia ha bocciato da tempo, ma di dare la possibilità alla sanità e alle istituzioni di poter intervenire con più forza di fronte a certe situazioni. L'orrore di Moriago si poteva evitare? Zaia difende l'ULSS 2 che ha ribadito di aver monitorato la situazione anche dopo che Biscaro aveva deciso di interrompere la terapia. Ed è qui, sostiene il governatore, che qualcosa deve cambiare. Materia per legislatori, non per presidenti di regione. La storia di questa persona che ha così barbaramente ammazzato Elisa Campeol è la storia di una persona alla quale evidentemente quelle cure non sono state sufficienti. Io vedo una storia di una persona che i sanitari che chiamano a casa, che si informano, hanno firmato anche il consenso per non avere neanche più, diciamo, la visita, quello che è. Insomma, dicevano che il ragazzo stava bene, però evidentemente non stava bene. Una vicenda che continua a scuotere, che accende polemiche e attacchi anche forti. Di corresponsabilità morale dei tagli ai servizi psichiatrici ha parlato Monsignor Ermanno Crestani, presidente dell'Associazione Tutela Salute Mentale. Di Veneto fanalino di coda parla il PD regionale, che ha chiesto a Palazzo Balbi i numeri del problema, mettendo sul piatto la cifra dei 54 euro di spesa pro capite per la sanità mentale, contro i 78 euro di media nazionale, meglio soltanto della Basilicata. Ma Zaia rigetta subito la polemica, tornando a quell'inciso iniziale. Il problema da risolvere, dice, è di poter intervenire. Sono numeri che non hanno nessun senso spiegati così. Cioè, i 54 euro che mette il Veneto con un sistema sanitario eccellente valgono come 2 volte o 3 volte quelli che mette qualcun altro che ha una sanità inesistente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma la devi inserire in un contesto di sanità, perché è inutile che io dica che la Calabria invece di mettere 54 euro ne mette 70 o 80. Ma qual è il livello di sanità della Calabria rispetto a quello del Veneto? Vale la pena mettersi là con la polemica, ma pensate cosa? Che quei familiari pensino che se invece di 54 euro a 60 euro o 70 euro avremmo risolto il problema ma dai, per favore. Un Luca Zaia che da qualche giorno, lo sapete, insomma, ha lasciato il punto stampa quotidiano ogni giorno per informare sul Covid, lo farà e tornerà a farlo quando sarà necessario, lo abbiamo raccontato in questi giorni. Oggi però c'era un punto stampa alla sede della Protezione Civile regionale, c'era l'assessore alla Protezione Civile regionale che ha raccontato 1 anno e mezzo di attività dei tantissimi volontari della Protezione Civile, 1 anno e mezzo di attività del Covid, un'enorme mole di lavoro, ma non solo questa.
Il 21 febbraio, quando ci sono stati segnalati i primi casi in Veneto, i primi ad arrivare a Schiavonia sono stati i volontari della Protezione Civile, hanno allestito le tende, presidiato l'ospedale che era stato chiuso. Da quel 21 febbraio 2020 il lavoro della Protezione Civile del Veneto non si è più fermato. Dei 25.000 volontari, 12.000 quelli impegnati nell'emergenza Covid. Oltre 280.000 giornate uomo regalate dai volontari della Protezione Civile del Veneto alla collettività, dando un supporto incredibile alla sanità. Contabilizzate queste ore regalate alla comunità veneta si traducono in 50 milioni di euro. Protezione Civile impegnata negli ultimi 16 mesi in attività di logistica, alcune realizzate solo in Veneto, come la riapertura di 6 ospedali dismessi e ancora la consegna di mascherine e ventilatori. Volontari poi appositamente preparati e impegnati nelle attività di contact tracing o al centralino del numero verde istituito ad inizio emergenza. Uomini e donne impegnati nei punti tampone e nei centri vaccinali. Oggi 500-600 ancora al lavoro negli hub o nella consegna di materiali sanitari. Ma ci sono altre attività meno conosciute ma altrettanto importanti che vedono la Protezione Civile in prima linea. La Protezione Civile sta effettuando il trasporto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute dagli aeroporti alle varie ULSS piuttosto che ai Covid hotel delle persone che arrivano dallo Sri Lanka, India e Bangladesh. Di questi 16 mesi di emergenza tornano alla mente alcuni fotogrammi. Il ricordo vivo che ho è che quando nella prima settimana abbiamo fatto la raccolta da Rovigo a Padova per le mascherine, l'autostrada completamente deserta. Il fermarsi per la strada e non vedere un veicolo passare. Non c'è stato solo il Covid ad impegnare i volontari. Abbiamo avuto 15 situazioni emergenziali rilevanti in questo anno e mezzo, quindi più o meno una al mese. La più impattante è stata quella di inizio dicembre 2020, ha piovuto più del 1966, quando ci furono oltre 100 morti in Veneto, ha piovuto più del 2010 quando mezzo Veneto si allagò. Tutte le opere di prevenzione che sono state messe in campo in questi anni dalla Regione, dalle province e dai comuni stanno dando esito positivo. Ci sono state le emergenze meteo, gli aiuti per l'alluvione in Emilia-Romagna, gli interventi per le nevicate dello scorso inverno e gli incendi boschivi. Protezione Civile sempre pronta ad intervenire laddove sarà necessario. Abbiamo una parte del Veneto che è a rischio rilevante incendio boschivo e ci sono anche previsioni, soprattutto nelle aree montane, di eventi meteo rilevanti, quindi temporali. Ovviamente noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione. A Treviso adesso, parlando del video più commentato di oggi, davvero il video del cervo a passeggio per le vie del centro. Un esemplare di cervo corre in pieno centro all'alba di ieri mattina. Il video, che riprende l'animale mentre da Piazza Borsa risale verso Via Martiri e la Loggia dei Cavalieri, ha fatto in poche ore il giro del web. Un video eccezionale, lo definisce il presidente del Veneto Luca Zaia, tra i primi a riproporre sui social il filmato realizzato con lo smartphone. Scena surreale, gli fa eco il sindaco di Treviso Mario Conte, che a conferma della veridicità del video, sul quale lì per lì molti avevano dei dubbi, ha postato lo spezzone ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunali in cui si vede l'animale selvatico accanto alla loggia. Eccola davanti a Caspineda e qui al monumento di Piazza Vittoria, dove una volante della polizia ha intercettato l'animale scortandolo, riferisce lo stesso sindaco, fino in aperta campagna. Al centro di recupero della fauna selvatica di Sant'Artemio, le operatrici delle associazioni che grazie al bando della provincia gestiscono la struttura non si meravigliano troppo di questa presenza, seppure in pieno centro. Il fatto che siamo usciti da un periodo di lockdown ha fatto sì che molti animali si sono avvicinati all'urbanizzazione, quindi a paesi e a città. Diciamo che non è il primo che si è vista qua in zona, diciamo che probabilmente è stata un po' disorientata ed è andata in città, ma come è venuta da sola molto probabilmente troverà la fuga. Ecco. La cementificazione è un dato di fatto, per cui non è che sono loro che si urbanizzano per necessità,
ma è proprio che noi invadiamo il loro territorio, non hanno alternative. Occorre sempre fare attenzione all'approccio con la fauna selvatica e qui ne sanno qualcosa. Da aprile a oggi i recuperi sono stati oltre 1000. Ci chiamano da tutta Treviso, anche da altre province di solito, ma noi possiamo aiutare appunto gli animali che provengono dalla nostra provincia, diamo sempre istruzioni e aiutiamo il più possibile tutti gli animali che riusciamo. Parliamo del piano caldo adesso di Treviso. Il comune ha attivato il servizio gratuito di accoglienza estiva per i cittadini residenti con più di 65 anni a partire dal 12 luglio fino al 31 agosto, tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle 15:30 alle 18:30 e la domenica dalle 9 alle 12 dalle 15 alle 18:30. Gli interessati al servizio potranno recarsi al centro anziani di via Castello d'Amore per affrontare la calura estiva ed evitare così il pericolo di malori e patologie causate dall'esposizione alle alte temperature. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero verde 800 93 88 84, ripeto 800 93 88 44. Si potrà anche usufruire del trasporto gratuito contattando Auser o Anteas con un piccolo rimborso spese chilometrico o utilizzando il voucher taxi o noleggio con conducente messo a disposizione dall'amministrazione. Adesso torniamo a parlare dei furti a Borso del Grappa. Ieri abbiamo raccontato l'allarme del sindaco che oggi ha avuto il vertice online con il prefetto di Treviso. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, non ha perso tempo e già stamattina era collegata con diversi amministratori della Pedemontana e forze dell'ordine per l'escalation di furti registrata a Borso del Grappa nell'ultima settimana. Convocata quindi dallo stesso prefetto in maniera urgente la Commissione Ordine e Sicurezza, tracciato il problema che effettivamente coinvolge la Pedemontana del Grappa da una settimana a questa parte. Ieri sera Crespano presa di mira. Il prefetto Laganà ha dimostrato attenzione e sensibilità questa mattina dicendosi disposta a spostare maggiori forze di polizia nei territori maggiormente colpiti, mentre proprio ieri il sindaco di Borso del Grappa, Dall'Agnolla e forze di polizia locale hanno eseguito un monitoraggio del territorio dalle 21 alle 24, constatando una presenza attenta e attiva di gran parte della popolazione, alla quale è andato il personale ringraziamento del sindaco stesso. L'esercizio 2020 di Fondazione Cassamarca si è chiuso con un disavanzo di 1,49 milioni, inferiore rispetto alle previsioni e notevolmente più contenuto rispetto al rosso di 3,95 milioni dell'anno precedente. Lo comunica la presidenza dell'ente, riportando l'esito dell'approvazione dei conti data dal Consiglio di indirizzo e di programmazione. Il bilancio del 2020 si sarebbe rivelato ancora migliore, si legge in una nota di Cassamarca, se gli istituti di credito avessero potuto erogare i dividendi sospesi per indicazione della BCE. E intanto a Pieve di Soligo è in corso l'assemblea del Consorzio del Prosecco Superiore di OCG, una vera resa dei conti. Io la vedo come una follia. Non usa mezzi termini il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio per definire la vicenda della dirigenza del Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene. Una storia che conosce molto bene, avendo tentato inutilmente una mediazione tra le parti. Io ho provato a farli mettere d'accordo, ho provato a cercare di trovare una via che potesse arrivare a un momento di responsabilità comune. Ahimè, non ci sono riusciti. E mentre al Careni di Pieve di Soligo va in scena quello che dovrebbe essere l'ultimo atto, il sottosegretario sottolinea. Il Prosecco, il consorzio del Prosecco di OCG è uno dei consorzi più importanti d'Italia a livello di qualità e soprattutto a livello di reputazione in giro per il mondo. Per questo non può permettersi una situazione di stallo come questa che secondo Centinaio è destinata a proseguire anche dopo la resa dei conti di oggi al Careni con l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, anche se a Roma sperano di sbagliarsi. Quando non si vuole mettere d'accordo, io spero che nel frattempo le parti in campo abbiano trovato una soluzione e se l'hanno trovata ben venga, perché tifo per un accordo. Pronto però, ma questo ce lo confida tra le righe, a tagliare contributi e sostegni economici pur di far cessare questa guerra infinita tra Conegliano e Valdobbiadene. Il nostro Lucio Zanato ci sta intanto informando di come sta andando l'assemblea, qualche pacata polemica per il mancato inserimento di un candidato di Assindustria tra i probiviri presenti nelle schede di votazione.
gli interventi moderati. Nessun applauso per Collatuzzo, rappresentante della cantina sociale di Conegliano Vittorio Veneto, che si chiedeva quale fosse il loro peccato originale. Terminati gli interventi si è proceduto con le operazioni di voto e entro domani si sapranno i risultati dell'assemblea più attesa davvero del Prosecco di OCG. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, una notizia di servizio importante. Contarine informa i cittadini che tutte le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di domani 30 giugno. Per questo motivo l'apertura degli sportelli e il servizio di raccolta dei rifiuti potrebbero non essere garantiti o subire delle interruzioni. Si ricorda che il contenitore deve essere comunque ritirato entro la giornata, anche se non svuotato, e che potrà essere esposto nel successivo turno di raccolta regolamentare, come indicato nell'eco calendario. La storia adesso da Vittorio Veneto di Jessica Riviera. Dice: ho perso il lavoro a causa del Covid e mi sono dedicata alla realizzazione del mio sogno, cioè il Giro d'Italia a cavallo. Un sogno che si realizza convertendo un periodo negativo dettato dalle conseguenze del Covid, la perdita di lavoro, in un'avventura. Così Jessica ha iniziato a pianificare il Giro d'Italia a cavallo in sella alla sua fedele compagna di viaggio, Fatira di Pegaso. Con il Covid mi sono purtroppo perso il lavoro e ho tutto un tratto avuto la possibilità di avere un sacco di tempo libero per me e ho pensato di investirlo nella realizzazione di questa piccola impresa, nonché sogno. Ha già percorso un primo periodo di prova in Friuli. Ho già percorso, come diciamo, test drive, ho fatto tutto quanto il percorso del Friuli, quindi sono stata in avanscoperta da Tolmezzo, le Alpi Carniche fino a Moggio Dinese, poi siamo scese verso Lignano e abbiamo appunto percorso questi 480 km alla scoperta di nuovi tracciati da poter effettuare a cavallo, quindi per incentivare il settore equestre. Ferma per pochi giorni, ora è pronta a tornare in sella per percorrere il versante adriatico, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, fino alla punta dello Stivale e risalire su in quello tirrenico. Organizza le soste in aziende agricole o maneggi per garantire il foraggio al cavallo e avere un posto in cui ripararsi, ma tutto si basa su imprevisto e capacità di adattarsi alla natura e al clima. Ho strutturato una media di 30 km al giorno, ho fatto salvi gli imprevisti che sono purtroppo un quotidiano, perché magari tra le piogge, alberi caduti, frani, recinzioni, strade bloccate non è facile, anche l'urbanizzazione non rende il nostro percorso molto agevole, però siamo un po' due pionieri, andiamo alla scoperta e ci stiamo destreggiando. Diciamo che cerchiamo sempre di tenere valida un'alternativa, quindi qualora la strada diventasse troppo pericolosa. Adesso le notizie dal Bellunese. A Belluno gli eccessi della movida in una città da sempre tranquilla fanno sì che la prefettura inviti i giovani a non esagerare e concordi con la polizia locale maggiori controlli in questo periodo ovviamente di maggior rischio, soprattutto con le varianti. Il sindaco Massaro però parla di episodi isolati. Bravate legate a qualche bicchiere di troppo, scazzottate, danneggiamenti. Per 2 sabati di fila a Belluno qualcuno ha esagerato. Movida troppo movimentata, al punto che sul tema è intervenuto anche il prefetto Mariano Savastano, invitando i ragazzi a non lasciarsi andare a comportamenti che poi vanno per forza perseguiti, come il parapiglia in Piazzetta delle Erbe o i danni alla sede dell'Ascom. Il problema non riguarda solo il capoluogo, ma anche centri come Feltre o Cortina, tanto che la prefettura ha concordato con l'aiuto delle polizie locali un aumento dei controlli settimanali. Il sindaco Jacopo Massaro ribadisce che Belluno è e rimane una delle città più tranquille d'Italia. Ovviamente qualche imbecille c'è sempre, quindi qualche imbecille che combina qualche guaio c'è, purtroppo è un qualche cosa che non si può eliminare radicalmente e che in tutte le città purtroppo capita. Per fortuna da noi sono sempre le stesse persone che fanno qualche danno di questo genere e questo ci rincuora, perché vuol dire che non c'è un problema dilagante, ma c'è un problema puntuale di alcune persone che regolarmente poi di solito vengono anche pizzicate ed individuate e sanzionate. Il maggior movimento, la maggiore vivacità che si riscontra in città dopo la fine delle restrizioni può anche causare qualche eccesso, ma che stia aumentando la circolazione di persone per Massaro rimane comunque un bene. Detto questo, non abbassiamo la guardia, poi abbiamo parlato anche col prefetto, con la prefettura e ci saranno sempre controlli molto stringenti e molto attenti, anche grazie alle tante telecamere che abbiamo installato in questi anni.
Proseguiranno almeno fino a venerdì disagi lungo l'Alemagna per il semaforo del cantiere stradale all'altezza del centro abitato di Castellavazzo. Da ieri mattina lunghe code e rallentamenti con tempi di percorrenza di quasi 2 ore per fare 30 km sotto il sole, tanto che si è reso necessario l'intervento della polizia stradale. Imbottigliamenti più o meno significativi a seconda dell'ora del giorno. Si tratta di lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno della ferrovia, ma il senso alternato per consentirli, ha ribadito anche il sindaco di Longarone Roberto Padrin, è un problema enorme. L'intervento proseguirà fino alle 14 di venerdì. Adesso parliamo di emigrazione che ha coinvolto ovviamente nella storia il Veneto e anche la provincia di Belluno, una mostra piccola ma densa di significato. Raccontare istanti, epoche, situazioni, ma soprattutto sottrarre all'oblio fasi di testimonianza concreta. È questo il merito delle fotografie, tanto più delle fotografie che parlano di emigrazione. Noi siamo una provincia che ha più persone di origine bellunesi fuori dalla propria terra, del proprio limite provinciale. Noi siamo 208.000, ne abbiamo più di 500.000 tra oriundi e persone che sono emigrate negli ultimi anni, quindi abbiamo 2 volte la provincia nel mondo. Eppure, nonostante questi numeri, l'immigrazione è sempre rimasta un po' nascosta, marginale, non solo nel dibattito politico, ma anche nella costruzione di una memoria collettiva comunemente accettata. Per certi versi si potrebbe dire che si sia preferito dimenticarsene. Limana è un comune di migranti, Limana ha dato tanto sotto questo punto di vista e è un bene, ringrazio anzi la fazione di John e il comitato fazionale che qui opera, ricordare quella che è la nostra storia, le nostre radici e quanto ha pagato anche il nostro territorio in termini di migrazione e di abbandono, comunque di rapporto con quello che è il mondo dell'immigrazione in generale, insomma. Quello che offre lo straordinario patrimonio raccolto dal comitato frazionale di John e proposto nella mostra Vi ricordeu de noi, la storia dei nostri migranti, è una mostra forse piccola per dimensioni, ma di grandissima fascinazione. E oggi qui a Jaon il comitato ha veramente fatto un ottimo lavoro, ha recuperato tutti questi ricordi, ha dedicato un monumento perché non si dimentichi, però mai come in questi ultimi 20-30 anni c'è stata la riscoperta da parte delle comunità locali e anche da parte di singole famiglie di recuperare un rapporto di conoscenza che spesso ormai era stato trascurato o dimenticato. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento Coringa alle 21:15, ci sarà anche l'esito del sondaggio che adesso magari vediamo in sovraimpressione sulle varianti. Ospiti di Ferdinando Avarino sono Filippo Tosatto, giornalista del Mattino di Padova, Alberto Villanova della Lega, Mattia Galdiolo, presidente dell'Arcigay di Padova, Vanessa Camani del Partito Democratico, l'onorevole Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle oggi al centro dell'attenzione per la rottura ufficiale nelle ultime ore di Beppe Grillo con Giuseppe Conte, quindi lo scenario di una vera e propria scissione. Tanti temi ovviamente, non solo la politica, sotto i riflettori di Ringa a partire dalle 21:15. Vi lascio al meteo. Arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Mercoledì 30 giugno prosegue il dominio dell'alta pressione africana. Il mese si chiude con una situazione meteo segnata da un clima ancora bollente. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna, dove sarà anche possibile una modesta variabilità con, a partire dalle ore centrali, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sulle Dolomiti. Temperature calde ma in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi, minime tra 16 e 22 gradi, valori massimi invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, anche qui tanto sole ovunque, annuvolamenti sui rilievi ma senza conseguenze. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30-34 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime infine sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti RD Bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.